in Piazza Vittoria con Guido da Rodengo Saiano. Bene Guido, allora tu ciao, come te la cavi con il dialetto bresciano? Insomma, dai, mica male. Ti capita di parlarlo? Mi capita di Quali parlare. sono le espressioni che ti vengono più familiari? Oddio, non saprei dire. Pota, un classico. Pota, il classicissimo pota. Qualche collega, rommia, le, puntini. lo dici? Sì, capita di dire. Senti Guido, prova a leggere il detto di oggi, insomma il proverbio, guarda qui. Allora, nuc riom e nuc se la caom. Oh, non hai sbagliato un accento, che c'è pure la dieresi, non è facilissimo. Nuc riom, nuc se la caom, cioè? Ma io la interpreto così siamo nati e così moriremo, può essere interpretata così. Quindi perché star qui a tribulare, a strafare, no? Quando insomma, Siamo partiti così e finiremo così. fra tantissimi anni. Grazie Guido. Grazie a voi, Grazie, auguri e noi tra pochissimo iniziamo, restate qui. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene, allora siamo prontissimi per partire con questa nuova puntata di Centro Anch'io, ma prima come sempre una capatina nella Pinacoteca Tosio Martinengo che tra non molto riaprirà. Oggi vi presentiamo una bellissima collezione di oggetti orientali che non è una cinesata, Oggi vi raccontiamo una parte poco nota delle collezioni artistiche dei musei, quella degli oggetti orientali, in particolare provenienti da Cina e Giappone. A essi la nuova Pinacoteca riserverà uno spazio dedicato a testimoniare una curiosità e un'attenzione che è documentata in città almeno a partire dal 600. Accanto a 4 splendidi vasi giapponesi acquistati da Paolo Tosio per decorare una sala del suo palazzo, troveranno posto in Pinacoteca a rotazione una selezione della splendida collezione di dipinti su rotolo donati nel 1920 ai musei cittadini per volontà del bresciano Alessandro Fedo Ostiani, ministro plenipotenziario per il Regno d'Italia in Giappone sul finire dell'Ottocento. E allora pronti, Nuc Riom e Nuc Selakaom. Che significa? Chiediamolo immediatamente a qualche bresciano e non solo. La prof Angelica, che tra l'altro ci segue spesso in televisione, vero? Certo, con molto piacere, è una trasmissione molto interessante che riscopre le tradizioni di Brescia. Non è stata preparata neppure indotta né tantomeno minacciata, si sappia. Assolutamente no. Angelica, Nuc Riom e Nuc Selakaom. E noi veniamo e poi... Non noi, Nuc. Ah, Nuc, cioè senza vestiti. nudi arriviamo e nudi ce la caviamo. Esatto, cioè che significa? Senza darsi tanto da fare. Brava. E se lo dice la profe, noi lo facciamo. Ma vediamo, no, bisogna darsi da fare. Sono arrivati anche gli studenti. I miei bambini. Signora Maria, Nuc Riom, Nuc Selakaom, ovvero? Nudi arriviamo e nudi ce la caviamo. Cosa insegna questo proverbio secondo lei? Arriviamo e siamo cenere ritorneremo. E siamo nudi e ce ne andiamo senza niente di questa terra, penso, immagino. Siamo cenere ritorneremo e gli eschimesi granite. E granita, certo. È la battuta. Il signor Gianni e la signora Miriam. Allora, però c'è un problema, cioè non è un problema. Insomma, Gianni è di Termini Imerese, provincia di Palermo. Sì. E la signora Miriam Caspoggio. a Valtellina, Sì. Sondrio. E qua dovremmo fare il dialetto bresciano. Voi siete di Teletutto? Di Teletutto. Ah, ho capito. Ci possiamo provare a fare il dialetto bresciano, signor Gianni? Da quanto tempo sta a Brescia? Una vita, 50 anni. Allora 50 anni, dai, l'avete un po' assorbito, no? No. Nuc Riom e Nuc Selakaom. Noi arriviamo e noi ce la caviamo. No. No. Nuc non è noi, altrimenti sarebbe stato no alter. Invece è Nuc. Nuc. Non lo so, non lo so. Come? Freddo. Freddo e un'altra cosa. Senza vestiti. Nuc senza vestiti. Ah, nudi! Sì, ho capito adesso. Ho capito. Nuc Riom, Nuc Selakaom. Cioè? Siamo arrivati nudi e nudi ritorneremo. E quindi cosa insegna questo? Che siamo nati poveri e poveri torneremo. No, C'è motivo quindi di accumulare ricchezze, di darsi. dopo lasci qui tutto. Porta via. No.
Nuc riome, nuc se la caom, nudi arriviamo a questo mondo e nudi ce ne andiamo. E quindi l'insegnamento è facile, è inutile accumulare ricchezze, avere avidità, voglia di possedere, perché poi, quando un giorno lasceremo sta terra... Grazie, alla prossima!